Nello stabilimento ex Silva di Novi Ligure il vescovo di Tortona Guido Marini ha incontrato i lavoratori e con loro ha celebrato la Santa Messa. Alla liturgia hanno preso parte anche i rappresentanti della dirigenza e le autorità civili e militari. Con il vescovo hanno concelebrato il parroco in solidum di San Pietro, San Nicolò e Sant'Andrea in Collegiata di Novi Ligure, Don Massimo Bianchi, e Don Costantino Marostegan, parroco di San Martino, San Nicola e San Marcello a Pozzolo Formigaro. Non sono tante le fabbriche che invitano il vescovo per una celebrazione eucaristica, quindi grazie, il primo grazie va a voi. Il secondo grazie va al nostro vescovo, che è sempre disponibile ad incontrare tutte le persone. Avete visto che li ha salutati uno per uno. Adesso non so se il tempo lo permette perché dobbiamo andare alla lapide, quindi non so, però se qualcuno velocemente lo vuole, che non è stato salutato, lo vuole salutare, il vescovo non si tira mai indietro. Ecco, diciamo, un altro sentimento è la gratitudine nei confronti del nostro vescovo, perché penso che abbia risvegliato in noi la speranza, no? Cioè, dinanzi alle difficoltà della vita, ai problemi quotidiani di ogni ambiente, quindi qui siamo in un ambiente di lavoro, quindi in questo ambiente di lavoro ha voluto aprire in noi la speranza. Facendo cosa? Parlando del Vangelo, di quelle cose accadute 2000 anni fa che restano vive, restano attuali, restano le cose che danno significato alla vita e danno veramente, come dicevo, questa speranza, questa voglia di uscire da questa celebrazione, riprendere in mano la vita, i problemi, tutto quello che fa parte della nostra esistenza e affrontarli con uno spirito nuovo, con questa certezza che il Signore ci è accanto, che il Signore ci vuole bene e che il Signore ci vuole ispirare, ecco, anche quelle soluzioni che a volte ci possono sembrare difficili. Quel cieco, abbiamo sentito molto bene quei riferimenti, no? Queste voci che abbiamo dentro di noi, ma tanto, e invece, ecco, se abbiamo questo coraggio e questa fiducia nel Signore, che ripeto il nostro vescovo ha voluto risuscitare, ha voluto ridare, almeno per me, no, quindi penso anche per tanti di noi. E quindi grazie, e penso che ben volentieri la riascolteremo nei prossimi appuntamenti che, ringraziando sempre la direzione, ci vorrà offrire per queste occasioni. Nell'occasione si è pregato anche per i lavoratori che sono morti sul lavoro nel gruppo siderurgico.